Quando si pensa all'innovazione, quando si pensa al cambiamento e quando si pensa alle velocità delle trasformazioni del nostro presente, si cerca di guardare verso l'alto, si cerca di immaginare oltre il cielo, nello spazio, quali sono le nuove frontiere, le nuove battaglie, le nuove possibilità di innovazione. La grande sfida del presente è cominciare a guardare anche verso il basso, guardare sotto i nostri piedi, guardare in particolare quello che c'è sotto i nostri oceani, nei fondali marini. I fondali marini sono un grande luogo di innovazione, di creatività, di business, di affari, di ricerca, di scienza, e sotto il livello del mare si muove tutto, si muovono interessi commerciali, si muovono interessi strategici dal punto di vista militare, si muovono ricerche e innovazioni scientifiche di ogni tipo, si trovano i nostri cavi sottomarini che sono quelli che collegano le dorsali di tutto il mondo e quindi si incrociano, si scontrano e si confrontano interessi diversi. Di tutto questo parleremo nella prima puntata dedicata ai fondali marini, che sono il modo più forte, più evidente e anche forse più originale per provare a ragionare su quella che è la grande velocità del cambiamento. Vi invitiamo ad ascoltare queste puntate sulle piattaforme e canali di Intesa San Paolo e saranno disponibili le puntate anche sul sito del Foglio.